Saluto a tutti e ringraziavi di seguire noi per Strette Piazzetta. Di già l'ultimo giorno in Fiumobo e siamo sempre nella comune di Lisulaccio e ma fa la pena verso a Biadia, piano piano, e manda subito verso i guagni di Pedrabol e ma parla dunque di stusido con mere di Lisulaccio, Jackie Bartolo. France Bleu, RCFM. Siamo in Pedrabola e faccio lo stabilimento termale che è proprietario della collettività dei corsi, ma già non sta comune di Slaccio. A storia è che è un stabilimento che data di poi 150 anni, è uno dei più vecchi di Corsica, è un solo stabilimento che sta l'agreemento e sta l'accordo della segurità sociale per sognare, perché quello è uno stabilimento di salute, non è mica come altri stabilimenti che oggi può essere di benessere, per solo la gente, quello è soprattutto di salute. Dunque, anno e innanzi d'anno abbiamo avuto la possibilità di trattare a poco preso in 2 anni 700-750 persone che sono venute a farsi sognare e trovano che i sogni che sono fatti qui perché c'è un'acqua miracolosa. Non diciamo mica che è l'acqua di Lourdes perché non ci credo mica, ma io credo che l'acqua che c'è per contro a un livello di reumatismo c'è qualcosa veramente di valevole per Trabola. C'è di nuovo qualcosa che faccia lavorare gente di qui da me, c'è 7 persone di qui da me che lavorano, dopo c'è il dottore e c'è anche lì, in tutto c'erano 9 persone che lavorano, dopo c'è tutta la gente che lo vanno accanto, faccio quantunque produce campane a nostra regione. Dunque, è ciò che vorrei che Pedrabola che lo fosse qualcosa che fosse preso in conto per i nostri eletti, solo metterci i mesi e poi io penso che quando si può fare qualcosa per la montagna, che è un paese di montagna, Pedrabola in qualche maniera, quando si può sviluppare un paese che si può creare qualche impiego, se domani diciamo a fare che anche un po' di non riuscissimo mica a fare grandi benefici, ma se noi abbiamo un'operazione bianca come lo si dice, che è un stabilimento che soigna la gente, non ci costa nulla, anche se non ci riporta nulla, abbiamo vinto. E così si gonfia la nostra spassigliata in Fiumobo, questa settimana in Strette Piazzette. Ci vedremo ben inteso a settimana Giban in un altro rudione a ringraziarvi e a presto. France Bleu, RCFM.